Allora, Jax su Facebook, scatenato, invita i colleghi, ad essere un po' più liberi e a dire ciò che pensano in merito al Covid, ai vaccini, eccetera. Invitando quindi i propri colleghi a dire ciò che pensano, perché secondo lui, a differenza sua, i suoi colleghi, musicisti, artisti, non dicono quello che pensano, e cioè che il vaccino è importante per la salute propria e per la salute degli altri, perché la sua democrazia, libertà, finisce dal momento che le persone non comprendono la gravità della situazione e che i vaccini possono salvare la vita e possono fermare questa pandemia. A me risulta il contrario in realtà, perché da 2 anni a questa parte mi sembra che tutti gli artisti non facciano altro che dire che bisogna stare attenti, bisogna vaccinarsi perché il Covid è pericoloso e ha fatto e continua a fare vittime e danni. Ovviamente quei pochi che mi seguono sanno benissimo come la penso in merito, piuttosto sono pochi, almeno per quello che vedo, sono pochi gli artisti e le persone dello spettacolo, e ne ho parlato già in un video precedente di diversi mesi fa. Parlano tutti la stessa lingua, dicono tutti la stessa cosa. Per farla breve, per evitare di fare un video troppo lungo, io penso una cosa, sono seriamente preoccupato. Innanzitutto, la dittatura ha vinto, è inutile negarlo, con un ricatto hanno obbligato un'intera nazione a vaccinarsi. Io spero veramente che i Novax resistano a questa violenza psicologica. Io sono seriamente preoccupato perché vedo artisti che fino a qualche anno fa erano contro il sistema, almeno a parole, perché questi artisti ormai da più di 20 anni sono diventati quello che una volta dicevano di combattere, ok? Non voglio fare nomi. Ho parlato di J-Ax, vabbè, parlo anche di Piero Pelù. Piero Pelù è un artista che io definisco il mio padre artistico. Io sono cresciuto con la musica di Piero e non nascondo assolutamente il fatto che io vengo dalla musica di Piero. Mi sono sempre ispirato un po' alla musica di Piero. Vedo Piero Pelù, ad esempio, che da 2 anni a questa parte non fa altro che parlare la stessa lingua dei telegiornali. Allora io sono seriamente preoccupato perché stanno venendo meno le figure di riferimento, almeno per noi musicisti, artisti. Musicalmente parlando ci mancherebbe, nessuno è un eroe. Non pretendo che questa gente cambi il mondo come i partigiani, ok? Allora l'Italia è figlia della Resistenza, ma non ha le palle dei partigiani, ragazzi, non ha le palle dei partigiani. Ogni anno il 25 aprile i partigiani si rivoltano nella tomba. Allora io non posso sentire Piero Pelù, che fino a 20 anni fa provocava il sistema, parlare come i telegiornali.
Ma non è che niente questi vengono pagati per dire quello che lo Stato ci vuol far credere. Questi artisti che si definiscono rocker con i conti in banca non sono nient'altro che parte del potere e continuano a scrivere canzoni contro il potere. Parlano di libertà, ma fanno parte del potere se parlano in questa maniera. Ragazzi, ma che sta succedendo? Non posso sentire Piero Pelù parlare di resistenza, di quella che è stata la liberazione dal regime fascista. Perché lui, come tanti altri, parlano da 2 anni la stessa lingua di quelli che ci stanno e che ci hanno, anzi, e continuano a fare violenza psicologica, parlando di dati, di statistiche e di cose che probabilmente non esistono. Lo vogliamo capire o no? Per quanto mi riguarda il problema non è J-Ax e le cazzate che dice su Facebook, sui video che pubblica. Perché per me J-Ax a livello musicale ha sempre solo fatto merda. Che continua a fare merda. Ma la merda che fa a livello musicale. Perché se vuole fare anche il paladino di un qualcosa senza dati alla mano e per sentito dire siamo rovinati. Però J-Ax io non lo considero più di tanto perché, ripeto, per me J-Ax non fa musica ma fa merda. Definire J-Ax cantante equivale a definire Corona un Robin Hood. Capite cosa voglio dire? Però mi piange il cuore quando un Piero Pelù, che per quanto mi riguarda può piacere o no, per quanto mi riguarda, ripeto, mi ha insegnato tanto, vengo in qualche modo dalla scena musicale di Pelù, sono cresciuto con la musica di Pelù, mi sono sempre un po' ispirato a lui, sono un grande fan di Pelù. Ragazzi, ma che sta succedendo? Parlano tutti la stessa lingua. Alternativi del cazzo, rocker con i conti in banca. Di cosa avete paura? Qual è la vostra paura? Di vendere meno biglietti per via di coloro che scelgono di non vaccinarsi? Come J-Ax, Piero Pelù e tanti altri. Caro Pelù, caro J-Ax e tutti coloro che fanno parte di questo discorso che sto facendo, quindi artisti famosi, affermati, che hanno le risorse adatte per poter andare avanti, con o senza musica. Di soldi ne avete già abbastanza. In più, parlate la stessa lingua di chi ci sta manipolando da 2 anni. Vergogna! Perché anche grazie a voi, se i partigiani che tanto acclamate, che tanto ricordate con affetto, spesso e volentieri nei vostri post e nel vostro modello di vita, ogni anno il 25 aprile si rivoltano nella tomba, perché l'Italia ogni anno il 25 aprile è figlia dei partigiani, ma solo il 25 aprile, dal 26 aprile, sono tutte pecore, pronte a prenderlo nel culo e a credere a qualsiasi fandonia. A qualsiasi fandonia. Ormai per lo Stato e per i mezzi di comunicazione è diventato troppo facile. Questo grazie alla maggior parte degli italiani e a voi artisti affermati che non fate altro che ripetere quello che i mezzi di comunicazione ci propinano. I mezzi di comunicazione sono il canale principale dello Stato per fare violenza psicologica. E voi artisti affermati state facendo il loro stesso gioco. Shh, basta. Siete patetici.
E secondo me lo fate per interessi. Alla prossima.